buongiorno, siamo qui con lo sfondo del mare di Barcarello, oggi mosso, dove era stato ritrovato il delfino spiaggiato e trovato morto appunto qui nella giornata di ieri, nella giornata di domenica, e siamo qui con la persona che l'ha ritrovato, con il signor Sergio Cusimano. Ciao. E allora, ci spieghi diciamo in che condizioni era, cioè... Il delfino non aveva segni di butto con barche, a eliche o altro, era più o meno intero. Era sicuramente morto dalla mattina perché era un po' palliduccio come colorazione. Ripeto, non aveva segni di scontri con barche o altro, soltanto effrazione dovuta all'impatto con la scogliera, e probabilmente o si è perso con la mamma. Io sono ipotesi, non sono un etologo, sono quello che va a mare, però dico, o si è perso dal branco, in quanto sappiamo che sicuramente sarà morto per questo, oppure ha ingoiato qualche sacchetto, qualche schifezza che c'è a mare. L'animale era grande circa 1,5 metri. 1,5 metri sì, no, era cucciolino, era un tursio sicuramente, di 1,5 metri di taglia per circa 10 kg di peso. Purtroppo l'animale non è stato diciamo recuperato perché comunque a causa della burrasca di ieri la carcassa probabilmente è stata trasportata al largo. Diciamo, quindi lei ha avvertito qualcuno ieri mentre... No, veramente no. Quindi Ho postato una notizia su Facebook sperando che qualcuno se ne accorgesse. Io non sapevo chi contattare domenica pomeriggio. Ok. C'è altri dettagli che si ricorda, diciamo? E c'era ancora sangue fresco, questo sì. Ok, la ringrazio. Ma niente, grazie a voi.